Allora, abbiamo visto, stavamo un po' discutendo, bisogna sempre chiedere, sempre cercare di lottare per ottenere qualche cosa, poi naturalmente forti di tante segnalazioni qualcosa si riesce a ottenere perché magari il sindacato della situazione, chi rappresenta una categoria eccetera può fare delle istanze o maggiori pressioni o non farle. A proposito di questo, quali altri aspetti sono emersi anche per chi va in pensione un po' prima del tempo? Beh, per Oppure... esempio ci siamo accorti, l'abbiamo segnalato, che anche qua norme discriminatorie, noi diciamo, no? La riforma Fornero che ha messo in croce moltissime persone, soprattutto donne, e che aveva previsto la penalizzazione per chi aveva meno di 62 anni ma aveva maturato l'anzianità, diciamo, no? Che noi abbiamo sempre, come dire, contrastato, abbiamo sempre detto che era una misura assolutamente iniqua. Adesso è venuta fuori una norma che, per esempio, tolgono la penalizzazione, no? Hanno tolto la penalizzazione per le pensioni che sono state maturate dal 1° gennaio 2015. Esatto. Questo significa che quelli che sono andati in pensione dal 2012 fino al quindi 12, 13 e 14 e che hanno avuto la penalizzazione, quelli cosa sono? Becchi bastonati. E perché adesso togli agli altri? O gli dai indietro i soldi anche agli altri, no? Perché mi sembra come che su pressione, no? Su mobilitazione, eccetera, allora si ricredono. Ma in maniera assolutamente scomposta, come dire, per usare un termine non troppo forte. Là bisognerebbe, rispetto a quella riforma Fornero, secondo noi, veramente metterci mano e aggiustare le cose che assolutamente si è visto che non vanno. Tipo per gli esodati, no? Che Ecco, i soldi, ancora non è risolta completamente la questione, ogni anno bisogna trovare a gran fatica le risorse per rispondere a queste situazioni. E poi c'è tutto il problema che abbiamo intere generazioni di donne soprattutto che si sono viste allungare di 4-5 anni e quindi andranno solo con la pensione di vecchiaia, che non è più a 65 ma è a 67, no, ormai, e siamo l'unico paese che ormai ha, siamo diventati più realisti del re, come dire, no, anche nel panorama europeo, e con i giovani che non trovano lavoro, poi tra l'altro, e con certi lavori che soprattutto le donne fanno, penso, non so, penso agli infermieri, penso a tutto il personale della riabilitazione, per stare per esempio nel pubblico, ma penso in fabbrica, penso agli operatori sociosanitari, penso a chi sta a catena di montaggio, no? Quindi lavori anche usuranti e logoranti. E tu devi stare fino Non ci sono delle agevolazioni per questi lavori usuranti? Ma guarda, questa è una partita che continua a essere aperta e mai conclusa. C'è ancora una vecchia casistica che non è stata aggiornata e che non è stato fatto un accordo preciso nonostante sia cambiato anche il mondo del lavoro, no? Anche la tipologia ecco, del lavoro. voi avete parlato di portare un referendum sul discorso della legge Fornero, no? Cioè, no, di mettere... No, non abbiamo mai parlato di referendum. No, quindi la legge Fornero non era stata vostra. Anzi, e qua io lo vorrei precisare, è stata la Lega Nord, no? Che ha raccolto le firme per un referendum. Noi abbiamo, a chi veniva da noi, ma allora come bisogna fare il referendum? Ma infatti è stata una cosa che non chiara. Avevamo sempre detto molto chiaramente che non era possibile, perché quella riforma era dentro una legge di bilancio e per cui non è ammissibile proprio costituzionalmente indire un referendum su materie di bilancio, e infatti è stata respinta. Quindi è inutile che adesso si scandalizza, ma come? No, era giusto respingerlo il referendum. Noi quello che abbiamo sempre chiesto fin da subito, perché appena è stata votata la legge abbiamo unitariamente fatto uno sciopero, molti dicono 3 ore solo, certo, in quel momento quello è stato possibile fare per rimanere uniti
per essere uniti, per dire il nostro no, ma quello che avevamo chiesto da subito era il tavolo di confronto per rivedere le cose che non andavano. Tavolo che è stato Noi non negato. abbiamo mai detto che tutto andava benissimo, mai va sempre tutto perfettamente bene, ma è solo nel confronto, no? È nella discussione, nel confronto con le parti sociali che si possono trovare le soluzioni migliori. Il confronto, Perché noi siamo organizzazioni responsabili, che abbiamo proprio la responsabilità di milioni e milioni di lavoratori e pensionati, e sulle misure generali che li coinvolgono abbiamo anche il senso di dire noi non chiediamo fumo o la luna, insomma, no? Ma compatibilmente con la situazione, eccetera, vogliamo dire la nostra su come affrontare le difficoltà che ci sono, che sono oggettive. Il periodo è gravissimo, l'ho detto anche prima, la situazione, il lavoro non c'è, bisogna trovare la strada per far partire, no, l'economia di questo paese. Però se non c'è confronto... ci sono serie difficoltà. C'è molta difficoltà. Infatti noi come CGIL, insomma anche come SPI, ci siamo mossi 25 ottobre, no, cos'era, 12 dicembre, i pensionati il 5 novembre, con 3 a Milano, unitari, insomma, e continueremo, e si continua nella mobilitazione, nella battaglia, per forza. Ecco, volevo chiedere a proposito di previdenza e anche di aiuto a chi ne ha bisogno. È stata aperta la possibilità per il fondo della non autosufficienza, no? Sono stati previsti dei finanziamenti in regione? No, purtroppo no. Sembrava che fosse arrivata una notizia allora, invece. No, sì. Allora, che recente. Allora, la questione del fondo per la non autosufficienza regionale non ha purtroppo avuto ancora nessuna... La questione è sempre ferma. Abbiamo una ottima legge approvata al Consiglio regionale a dicembre 2009 che però non è stata finanziata. Però adesso è stato previsto? No, adesso è uscito nei giorni scorsi, e così oggi informiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che dovessero sentirci in questo momento. È uscito un bando nazionale, che è un bando dell'ex gestione pubblica pensionistica dell'INPDAP. È un bando, dicevo, è gestito attualmente dall'INPS, perché l'INPDAP, lo ricordo, è confluita nella gestione INPS. È un bando che prevede di dare un aiuto all'assistenza domiciliare. A chi è rivolto? È rivolto alle persone non autosufficienti. Non sto parlando di persone che sono certificati con la legge 104 non autosufficienti o che hanno l'indennità di accompagnamento. Sono persone che potrebbero avere anche un grado inferiore di non autosufficienza e che verrà stabilita, ci sono dei criteri, e verrà stabilita dall'assistente sociale che si occuperà del progetto. Allora, a questo bando a chi è indirizzato? È indirizzato ai dipendenti pubblici e ai pensionati sempre del pubblico impiego. Perché adesso qualcuno potrebbe dire: ma come la gestione pubblica, che è in disavanzo fortissimo, abbiamo parlato, no, qualche volta del grosso disavanzo che l'entrata dell'INPDAP nell'INPS ha generato, ma questo bando è finanziato dalla trattenuta dello 0,35%, trattenuta obbligatoria che fanno che lasciano giù tutti i dipendenti pubblici. Allora, con questi soldi sono finanziati questo progetto che ha un nome purtroppo anche qua inglese, Home Care Premium si chiama, ed è un progetto di assistenza domiciliare. Allora, possono parteciparvi, dicevo. Perché in inglese? Infatti me lo chiedo sempre anch'io. Io non sono per l'uso, per carità, estremo solo della lingua italiana. Talvolta magari ci viene più comodo dire la parola inglese, però in questo caso qua avremmo forse potuto per renderlo dire più difficile aiuto per l'accesso. l'assistenza domiciliare. Sì. Ecco. Allora, dicevo, ne possono usufruire lavoratori pubblici che sono non autosufficienti, loro parenti di primo grado, vuol dire i figli o i genitori, è
e o pensionati pubblici e il loro coniuge. Allora, questo è diretto a persone che sono curate, che sono a casa e che quindi hanno però, se sono a casa, hanno l'assistente domiciliare, cioè la badante, assolutamente assunta in regola, possono chiedere un contributo, e invece anche è diretto a coloro che sono sempre a casa ma hanno bisogno di servizi che vengono erogati magari dalle ULSS oppure dalle case di riposo, o anche alle persone che sono ricoverate dentro alle case di riposo, che potrebbero con questo finanziamento vedere magari ridotta la retta che pagano per stare in casa di riposo. Allora, noi siamo come sedi dello SPI-CGIL attrezzati per dare l'indicazione dell'ente che ha aderito a questo progetto, perché non è un progetto rivolto a tutti i cittadini italiani. Per quanto riguarda per esempio il Veneto, e visto che siamo qui a Padova, faccio subito l'esempio di Padova. A Padova ci sono 3 ULSS, la 15, la 16 e la 17. Sono coinvolti in questo progetto soltanto i cittadini che sono residenti nelle ULSS 15 e 17, perché con un sistema che è previsto proprio da questo progetto, queste ULSS si sono fatte accreditare come enti che gestiscono questa tipologia di attività. Ma quindi c'è stato, a questo punto è da eccepire un'inadempienza da parte dell'ULSS 16? In questo caso sì, lo possiamo dire. Comunque, siccome vogliamo dare le informazioni, no, a chi ci sta ascoltando, quindi informarsi qual è l'USL che ha informarsi. Intanto io dico, se volete sapere nel dettaglio quali sono gli enti presso i quali anche rivolgersi, intanto è un bando del quale noi siamo venuti a conoscenza per caso e l'abbiamo subito divulgato in tutte le nostre sedi dello SPI-CGIL, e quindi possiamo dare l'informazione. Più dell'informazione possiamo anche dire alle persone che pensano di poter rientrare e fare la domanda per questo bando, gli diciamo che hanno bisogno dell'ISEE, quindi possono rivolgersi alle nostre sedi per sapere anche il luogo dove andare a informarsi e a portare la domanda. Hanno bisogno dell'ISEE, quindi si possono anche già subito prenotare al CAF CGIL per fare l'ISEE ordinario. In questo caso qua non serve l'ISEE sociosanitario, che è un po' più complesso, in questa fase serve quell'ISEE. Ed è un bando, ripeto, che scade il 27 febbraio, quindi c'è ancora una settimana di tempo. Se qualcuno che non ne aveva sentito parlare, che non è stato informato in altre maniere, noi diciamo venite presto nelle nostre sedi e noi vi daremo l'indirizzo. Faccio un esempio magari per far capire. Ora noi stiamo qui trasmettendo dalla provincia di Padova, però copriamo una grossa parte, vero, del Veneto. Quindi non solo quegli sfortunati Per quanto riguarda i residenti, le persone residenti nell'ULSS, nell'ambito dell'ULSS 15 dell'Alta Padovana, si possono rivolgere nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì a Campo San Piero, nella sede dell'ULSS di Campo San Piero in vicolo Perazzolo 3, per esempio negli orari di mattina o di pomeriggio, perché sono aperti sia la mattina o di pomeriggio, e lì otterranno tutte le informazioni necessarie e anche di capire bene come si fa la domanda. Per avere queste agevolazioni. Per avere questo contributo. È un contributo che viene dato direttamente alla persona interessata solo nel caso sia curato a domicilio e abbia una badante, un assistente familiare regolarmente assunta, oppure viene dato come servizi da parte dell'ente che si è accreditato presso l'INPS per poter svolgere questo tipo di attività. Ecco, io immagino chi per esempio è di un USL, ce ne saranno diverse poi magari, che non si è attivata. Lei ha fatto l'esempio dell'USL 16, ce ne saranno altre. A questo punto la persona si arrabbia. La persona si arrabbia, dice caspita. Ha ragione.
Ha ragione ad avviarsi. Chi è responsabile? Chi deve fare ricorso? È responsabile, credo che... Il dirigente preposto. No, in questo caso perché potevano accreditarsi sia le aziende ULSS o i singoli comuni. Per cui noi abbiamo una doppia o anche le case di riposo singole, in alcuni casi. E quindi abbiamo nel territorio dell'ULSS 16 una doppia responsabilità, sia dell'azienda ULSS sia di tutti i comuni. Quindi dell'ULSS 16. Vorremmo capire, non abbiamo capito bene il motivo per cui non c'è stato questo, perché è vero che l'ente accreditato doveva poi individuare una persona, di solito un assistente sociale, che apriva lo sportello e che nell'arco, perché poi la domanda è tra il 2 febbraio e il 27 febbraio, quindi anche non è per tutto l'anno, quindi per un periodo dovevano distaccare una persona ad accogliere le domande e dare queste informazioni. Quando è uscito questo bando? È uscito ai primi di febbraio. Primi di febbraio. No, ma l'ente quando avrebbe dovuto accreditarsi? Credo alcuni mesi prima, fino a un anno prima. Succede questo, no? L'INPS, a quel che ci hanno detto nella sede dell'INPS, l'INPS manda alle varie aziende ULSS, non so se lo manda anche ai comuni, comunque lo manda a vari enti, tra i quali ci sono anche delle case di riposo che si sono accreditati, manda il bando per l'accreditamento. Successivamente poi invece emana il bando per fare le domande, naturalmente presso gli enti accreditati, per la fornitura di queste attività di assistenza o domiciliare o anche in casa di riposo, come dicevo prima. Assolutamente, quindi a questo punto lì bisogna vedere. Per me è una mancanza, insomma, no? E ancora una volta, se non sei fortunato di abitare in un determinato territorio, perdi il diritto, e questo non dovrebbe assolutamente essere. Comunque vorrei dare l'informazione anche ai nostri ascoltatori che possono anche rivolgersi, magari questa è la via più diretta, avrei dovuto dirla per prima, anche agli uffici credito e welfare di tutte le INPS provinciali, quindi che si ricordino anche questa cosa. Ufficio credito degli INPS provinciali sono proprio gli uffici preposti a dare le informazioni su questo progetto. Perfetto. Quindi o lì eventualmente possono, se sono, passare nelle nostre sedi, che noi diamo lo stesso i riferimenti. In un modo o nell'altro. Comunque sia, devono anche iscriversi presso l'INPS provinciale e quindi nel contempo poi vengono da noi, ma anche prendono contatto con l'INPS provinciale per questo tipo di attività. Ci sono ormai pochi giorni, vedo che comunque ci sono ancora 7 giorni di tempo. Per poterlo fare, è importante saperlo. Abbiamo voluto approfittare di questa trasmissione, ho detto, visto che andiamo in trasmissione, facciamo anche la pubblicità per questa cosa, anche se è comunque riferita soltanto, come dicevo prima, dipendenti pubblici o pensionati pubblici, dipendenti pubblici, certo. Sì, quindi non è per la totalità della popolazione. Infatti è bene ricordarlo. Andiamo adesso noi invece in pubblicità e torniamo tra poco.